E ora passiamo a Papa Francesco, che al rientro da Malta ha ribadito che è sul tavolo la possibilità di un suo viaggio a Kiev, ma per il momento la missione rimane solo un'ipotesi. Enzo Romeo. Nel viaggio a Malta il Papa ha legato la questione umanitaria ucraina a quella dei migranti. Sul volo di ritorno gli chiedono di nuovo di un'eventuale sua missione di pace a Kiev. Io ho detto è sul tavolo, ma non so se si potrà fare. Se è conveniente farla, e se farla sarà per meglio o si conviene farla e devo farla. Bisogna salvare il rapporto con la Chiesa ortodossa russa, sullo sfondo un possibile faccia a faccia col patriarca di Mosca. Da tempo c'era pensato un incontro con il patriarca Kirill, si sta lavorando, si pensa che in Medio Oriente farlo, no? Intanto in Vaticano si lavora per fermare il conflitto. La Santa Sede, soprattutto la parte diplomatica, stanno facendo di tutto. Francesco fa le condoglianze ai giornalisti per i colleghi morti in Ucraina e un'inviata di un quotidiano argentino, sua amica, che lo sta tenendo aggiornato dal fronte in questi giorni. Bergoglio ha 85 anni e un ginocchio che lo fa soffrire. Per salire e scendere dall'aereo ha usato l'elevatore, ma non molla. La mia salute è un po' capricciosa, ma va migliorando. Almeno posso andare. Se ora le elezioni in Ungheria con la vittoria